Max Verstappen vince una delle gare più pazze della stagione di Formula 1. Il pilota della Red Bull taglia per primo il traguardo in Brasile a Interlagos, precedendo la Toro Rosso di Pierre Gasly. Terzo posto per Lewis Hamilton, che a questo giro deve arrendersi alle Red Bull. Carlos Sainz chiude alle spalle del campione del mondo, portando a casa un'ottima quarta posizione. C'è gioia, tanta, per le Alfa Romeo di Raikkonen e Giovinazzi, rispettivamente quinta e sesta. Completano la top 10 Ricciardo, Norris, Perez e Kvyat. Domenica amara per le Ferrari, auto eliminatesi a vicenda, mentre i due piloti Vettel e Leclerc battagliavano fra di loro per la posizione. Pessimi segnali in ottica 2020. È Marc Márquez il vincitore della tappa spagnola di Valencia in MotoGP. Nell'ultimo Gran Premio della stagione il già campione del mondo, dopo una partenza con il freno a mano tirato, è riuscito a guadagnarsi la testa della corsa, tagliando per primo il traguardo. Secondo posto per Fabio Quartararo, che per qualche giro si è trovato al comando, dovendo poi inesorabilmente lasciare spazio allo spagnolo. Terzo gradino del podio per Jack Miller, seguito dalla Ducati di Andrea Dovizioso e dalla Suzuki di Alex Rins. La Yamaha Factory porta a casa un sesto e un ottavo posto rispettivamente con Maverick Viñales e Valentino Rossi. Settimo Joan Mir, nono Aleix Espargaró davanti al fratello Paul. Ultima uscita ufficiale per Jorge Lorenzo, che dopo l'esordio nel lontano 2002 nella vecchia 125 saluta definitivamente il mondo delle corse. Minacce scritte su di un foglio che sarebbero state accompagnate anche da un proiettile. È questo il contenuto di una lettera recapitata alla sede dell'Inter, che avrebbe avuto come destinatario il tecnico Antonio Conte. A sporgere denuncia è stata, secondo l'ANSA, la stessa società di calcio. La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta per chiarire i fatti, che la moglie del tecnico nerazzurro ha smentito, definendo la notizia della busta contenente un proiettile come una bufala. Bufala oppure no, nel frattempo Antonio Conte è stato messo sotto sorveglianza. Florentino Perez è a capo di una nuova associazione di club calcistici. Durante l'incontro a Zurigo tra la FIFA e le società che partecipano al nuovo mondiale per club 2021 in Cina, i presenti hanno deciso di creare la World Football Club Association al fine di dialogare con l'organo di governo mondiale sul futuro del torneo e non solo. Perez è stato nominato a capo dell'organizzazione, che sarà anche un veicolo per affrontare le sfide che i club devono fronteggiare e scambiare opinioni in modo costruttivo con la FIFA su quelle questioni che hanno una rilevanza particolare proprio per i club.